È una delle eccellenze venete il reparto di cardiologia dell'ospedale di Milano e la decisione di smantellarlo per accorparlo all'ospedale dell'Angelo a Mestre non sembra proprio andare giù all'associazione Cuore Amico, ai comitati cittadini di Venezia e Terraferma, ai sindaci di Spinea, Fossò e Camponogara, che ieri tutti uniti in corteo hanno presidiato Palazzo Ferrofini, sede della regione. L'appello affinché non vengano penalizzate le strutture dell'ASL 13 arriva proprio mentre ieri avveniva l'esame delle schede ospedaliere del piano sociosanitario nazionale. Una delegazione ha incontrato il presidente Clodovaldo Ruffato lanciandogli l'appello. Le nuove schede riducono pesantemente l'assistenza sanitaria alla popolazione, ha detto Nicolò Cammarrata, presidente di Cuore Amico, e colpiscono senza alcuna giustificazione un presidio, quello cardiovascolare, che è riuscito negli anni a imporsi per la sua efficienza e di cui non solo l'ASL 13, ma la provincia di Venezia e il Veneto hanno ancora bisogno. Non resta dunque da vedere cosa deciderà la regione, ma certo è che le manifestazioni proseguiranno e i comitati combatteranno con il cuore.